ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere un attacco con questa potenza. Sto qua non va bene, cioè ce la faccio. Scusa, non ce la faccio ancora, cioè ce la faccio ma pochissimo. Ce la faccio. Non ce la faccio io. Non ce la faccio. Cosa potrei fare? No. Ti spero bene, quindi Mangiu ti aspetta in edicola. Un'idea fai tu. Guardate qui ragazzi. Mi staccatevi un attimo dal cellulare, non staccatevi per questo mio video. Ancora non trovato. No, non trovato. Devo ritirare l'altra camera, cioè. Che ero vedere. Non è niente, cavolo, non è niente, che è tutto, però ce la faccio, però non è niente, ce la faccio, però non è niente, ce la faccio, poverezza, sentirei ce la faccio questo poco di sirri. Comunque ragazzi, facciamo, cioè datemi un consiglio, datemi un consiglio, che cosa fare con l'elisir. Ora vi farò vedere le truppe che ho, poi mi date un consiglio di cosa fare. Ai, su questo va un pochino di oro, ci sono andato vicino. Anche dell'arco X ragazzi, ci vorrei provare. Tutti peccato qua però. Oh cazzo, non ce la faccio. Non ce la faccio ragazzi. Come vedete non ce la faccio. Andare sull'arco X, bravissimi! Arco X! Se Arco X è morto, ce la potrei fare, ma non è sicuro. Cavolo ragazzi, non ce la faccio. Non ce la faccio, me l'ho appena fatto una stella, fortunato, non so. No, la fortuna mi ha aiutato un pochino. Ai cazzo ragazzi, cazzo. Questo attacco immagino non è piaciuto a nessuno. Ai miei fan non è piaciuto manco secondo me. Cazzo ragazzi, raga. Oh. Niente, ho preso niente. Solo un pochino di oro. Ragazzi, non vi sarà piaciuto sicuramente. Perciò ora Clash Royale. Oh. Comunque ormai non ha importanza. Lui adesso si sposerà con Casilda e io
Grandissimo Devo attacco. farmene una ragione. Ma io non capisco. Una donna come te che può ambire a uomini dal nome illustri, bella, raffinata e sveglia i cognomi illustri, le classi sociali, perfino l'età. Niente di questo importa quando siamo follemente convincenti. Bombarolo. Perché la vita non è una favola. Sì, certo, perché le favole di solito hanno un lieto fine. La vita no. Una signora di buona famiglia che va con un garzone. Certo, nessuno lo capirebbe. Sarebbe uno scandalo peggiore di quello di Claudio, che già ha fatto comunque scatore. È evidente che non sono brava nella scelta degli uomini. La cosa migliore sarà smettere di pensarci. Lasciare che lui faccia la sua vita e che si sposi presto con Casilda. Lei gli darà ciò che io non posso dargli. Gli darà amore Non ragazzi. e anche un figlio. Ma insomma, un garzone di sartoria che mette incinta la domestica dei tuoi genitori. Leonor, ti prego, sveglia! Sei tu che devi svegliarti, Maria Luisa. Un giorno ti innamorerai e capirai. Altri attacchini e poi finiamo il video. Tu credi che io sia fredda, vero? Ma guarda che anch'io sento e soffro come te. Lo so, Maria Luisa, e so che dietro quella facciata da bambina viziata che hai si nasconde un animo sensibile. Ora devo chiederti per favore di essere discreta. Non posso neanche immaginare cosa farebbero certi signori del palazzo se lo sapessero. Ragazzi. Finalmente posso riposarmi. Che giornata, Lolita.